Settantenne malato di Alzheimer muore annegato a Casale sul Sile, lo sfogo del figlio, il dramma si poteva evitare, da un anno chiedevo aiuto ed assistenza, nessuno mi ha ascoltato. Tragedia a Fara di Soligo, in sosta senza freno a mano in discesa, l'auto si schianta contro un muro, muore a 72 anni la moglie dell'ex primario di oncologia dell'ospedale di Castelfranco. Trovato morto nel Cagnano in pescheria un senza fissa dimora ungherese, in molti a Treviso lo conoscevano e cercavano di dargli una mano. Il tifone che sta devastando il sud-est asiatico, abbiamo raggiunto al telefono una trentenne di Gaiarine in Vietnam per lavoro, momenti drammatici, qui è tutto bloccato, ci ha raccontato. È scomparso all'età di 86 anni Lionello Puppi, uno dei grandi studiosi d'arte ed architettura veneta degli ultimi anni, insegnò a Padova e Venezia, Gaia, grave perdita per la cultura veneta e italiana. Il nuovo rettore del seminario vescovile traccia il bilancio dei primi 3 mesi del nuovo incarico, in controtendenza nella diocesi di Treviso le vocazioni sono in aumento. Appuntamento con lo sport e la programmazione di Antenna 3 da domani, ogni martedì e mercoledì la nostra prima serata sarà dedicata al grande calcio. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. In primo piano una vicenda che riporta a luce il dramma dei malati di Alzheimer e delle loro famiglie. Un anziano settantenne finito in un canale ed è morto annegato. A ritrovarlo è stato il figlio. Da tempo l'uomo era malato di Alzheimer, è proprio il figlio che si è sfogato ai nostri microfoni. Il dramma si poteva evitare, dice, da un anno chiedevo aiuto ed assistenza, ma nessuno mi ha ascoltato. Sentiamo. Scivolato qui. Sì, vedi, le scarpe. C'è la scarpa, il piatto, perché volevo buttare via le cose che mangiava, le medicine, tutto quanto, perché aveva Alzheimer. È ancora sotto shock Dario Papesso per aver ritrovato suo padre annegato nel giardino di casa. Il tragico ritrovamento è avvenuto questa mattina a Casale sul Sile, in vicolo San Michele. Verso le 7:30 l'uomo era uscito di casa per cercare il genitore Tarcisio Papesso, di 70 anni. La tragica scoperta è avvenuta pochi minuti dopo, quando è andato direttamente a cercarlo nel posto dove era solito andare per fumare una sigaretta, in fondo al giardino di casa lungo cui scorre un canale. E proprio lì, a pochi metri dalla loro abitazione, c'era il corpo del pensionato ricoperto d'acqua. Giro e l'ho trovato disteso sul fosso, annegato. Le cause della morte sarebbero da ricondurre ad un incidente. L'anziano affetto da Alzheimer avrebbe perso l'equilibrio. Da tempo il figlio Dario cercava di inserire il padre in una casa di riposo. Di giorno era assistito da una badante, ma non era sufficiente. Il settantenne, visto il suo stato di salute, aveva bisogno di essere accudito in un ambiente sicuro. Per Dario questo dramma poteva essere evitato. Esatto, è da tempo che cerco aiuto. È da novembre che ho richiesto di portarlo in casa a riposo, qualcuno che dà più aiuto. Io di notte non dormivo e stavo dietro mio padre. Casa di riposo non ce n'è una, poi può essere portata di notte da loro, perché non è mai stata portata di notte. Senta, una tragedia si poteva evitare. Si poteva benissimo evitare. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco di Treviso. Sul posto, per gli accertamenti del caso, sono giunti anche i carabinieri di Casale. In sosta senza freno a mano, in discesa l'auto prende velocità e si schianta contro un muro, muore a 72 anni Adriana Bertolo, moglie dell'ex primario di oncologia dell'ospedale di Castelfranco. Sentiamo. È sceso dall'auto per un istante, giusto il tempo per annotare il numero di telefono su una casetta in vendita sulle colline di Guia, a Valdobbiadene, ma non ha tirato il freno a mano. L'auto ha cominciato a scendere a valle sempre più veloce nella strada inerpicata tra le colline. La moglie, seduta sul sedile del passeggero, ha cercato disperatamente di fermare il veicolo. Non riuscendoci, ha preso il volante cercando di guidare la traiettoria della macchina. C'è riuscita per 2 chilometri, poi l'auto si è schiantata contro un muro di cemento. È morta così Adriana Bertolo, 72 anni, di Castelfranco. Disperato il marito Paolo Manente, notissimo oncologo, ex primario dell'ospedale San Giacomo. La notizia della tragedia ha scosso profondamente la Castellana, dove la famiglia del dottor Manente era molto conosciuta. Stamattina sono stato sorpreso quando abbiamo sentito le campane suonare alle 8:15.
Le campane della chiesa di Salvatronda a lutto hanno annunciato la tragedia che si è abbattuta sulla famiglia. Immanente, genitori e 3 figli, erano molto legati e proprio alla famiglia la signora Adriana ha dedicato tutta la vita. Uniti profondissimamente, con una fede non tanto esteriore quanto invece, ecco, che manteneva unita la famiglia. E Adriana buonissima, una capacità in silenzio, con umiltà, ecco, ha superato tante prove nella famiglia, ma proprio con una forza d'animo meravigliosa. Sul luogo della tragedia i vigili del fuoco di Carabinieri di Vittorio Veneto, che ora dovranno accertare l'esatta dinamica dell'incidente. La data dei funerali non è ancora stata fissata. Ed ora alla fine del senza dimora, annegato ieri in città, in pescheria, in molti lo conoscevano e cercavano di dargli una mano. Il ritrovamento del corpo nelle acque del Cagnana ha costretto il cuore della città, la pescheria, a bloccarsi per permettere le operazioni di recupero del cadavere, certo, ma anche per riflettere sulla tragica fine di un senza dimora, uno dei tanti invisibili. Si chiamava Peter Parvani, che aveva 37 anni ed era di origini ungheresi. Lo conoscevano bene gli operatori di San Martino e quelli della comunità di Sant'Egidio. Era finito in strada per motivi economici, poi l'alcol aveva peggiorato la situazione. Solo negli ultimi mesi aveva manifestato una reale volontà di uscirne. Purtroppo ieri per noi è stata una giornata molto difficile, perché questa notizia ha toccato tantissimi di noi che lo conoscevano. Lui a San Martino era di casa, quindi l'abbiamo visto anche il giorno prima, sabato l'abbiamo incontrato ed era normale, insomma, non dava segni particolari. Ora aspettiamo l'autopsia, cosa ci dice. Peter, forse dopo aver bevuto, sarebbe scivolato in acqua di notte, sbattendo la testa. Solo l'indomani 2 pescatori hanno dato l'allarme. La zona, dove erano ormai pronti i tavoli per il pranzo domenicale, è stata chiusa. Una persona buona, una persona che, ad esempio, lui era molto sensibile alle donne che erano in strada. C'era una signora anziana, un periodo, che era in strada e lui, pur di tutelarla, si metteva a dormire vicino come una specie di guardia del corpo. Lo conoscevano ristoratori ed esercenti e gli davano una mano come potevano. Era uno che si aggirava nei dintorni, ogni tanto chiedeva un pezzo di pane, ogni tanto chiedeva una sigaretta e gliela dai. Una vita ai margini, malgrado la giovane età. Cosa ne pensi di questa fine? Si vive male, si finisce peggio. Una notizia, ora un'ultima ora relativamente alle Olimpiadi invernali, perché è sempre più in salita la strada per le Olimpiadi invernali del 2026, che dovrebbe avere una regia a 3 teste, Milano, Torino e Cortina. Forse si è vicini ad uno stop definitivo della candidatura italiana. Il sottosegretario ai rapporti con il Parlamento e responsabile dello sport per il Movimento 5 Stelle, Simone Valente, attacca il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che vorrebbe appunto il brand Milano dominante nella candidatura. Le parole di Sala non sono allineate con quanto emerso nel recente incontro a Palazzo Chigi. Mettiamo un punto fermo a questo paradosso, ha detto Valente. Non è possibile procedere quando le condizioni proposte da CONI e governo non sono sostenute da una città così importante come Milano. E quindi adesso vedremo come andrà avanti questa partita per l'aggiudicazione delle Olimpiadi invernali del 2026, alle quali il Veneto, con Cortina candidata, tiene particolarmente. Cambiamo ora argomento, perché ci spostiamo nel sud-est asiatico con il terribile tifone che sta devastando appunto la regione. Abbiamo raggiunto al telefono una 30enne di Gaiarine che si trova in Vietnam per lavoro e ci ha raccontato i terribili momenti che si stanno vivendo. Sentiamo.
La devastazione nelle Filippine, le immagini sconvolgenti dalla più occidentale delle capitali asiatiche, Hong Kong, quindi Vietnam e Cambogia. Sono tanti i veneti che si sono trovati ad avere a che fare con il tifone Mangkhut. Anche una trentenne trevigiana, Alice Piovesana, responsabile dell'export per un'azienda di mobili di Gaiarine, arrivata per lavoro 2 giorni fa proprio in Vietnam, ad Hanoi. Ieri sera hanno annunciato un'allerta massima perché si trattava, questo Mangkhut, uno dei più grandi e tremendi, così lo hanno chiamato, tifoni della zona, in arrivo direttamente dalle Filippine. Durante la notte abbiamo sentito forti piogge, forte vento, alberi, si sono spezzati alcuni alberi, forti piogge, infatti oggi hanno chiuso alcune strade, fortissime piogge, flooding come dicono loro. Inondazione nelle strade. Ha colpito principalmente la provincia di Quang Ninh, che è abbastanza vicina, un paio d'ore d'auto. Una situazione che impedisce anche gli spostamenti più banali. La problematica principale è che hanno chiuso tutto, non si poteva uscire. Fortunatamente ha colpito durante tutta la notte, tuttavia hanno chiuso le strade. Io sono in un hotel in una zona vicino ad un lago, ma qui hanno chiuso tutta la strada perché il lago aveva paura uscisse e infatti c'è stata tutta una sorta di inondazione nelle strade, principalmente dagli scarichi fognari, e hanno proprio chiuso le scuole qui vicino, e mi diceva anche la receptionist che 2 o 3 strade, le maggiori, sono state chiuse. La linea, sia la linea elettrica che telefonica, a momenti cade, quindi c'è anche un problema di elettricità in questo momento. Alice viaggia spesso per lavoro nelle zone del sud-est asiatico e non è la prima volta che deve affrontare condizioni meteo estreme. Diciamo che è la prima volta che mi trovo in questa situazione, ne ho vissuta una simile solamente nelle Filippine, e lì proprio l'ho vissuta in prima persona perché mi trovavo in strada quando il tifone ha colpito, e io penso di non aver mai visto una cosa del genere, un vento allucinante in grado di alzare addirittura automobili. Io fortunatamente stavo rientrando in hotel, ma non ho mai sentito un vento del genere. Ed ora i 3 grandi temi in discussione in queste ore al governo: reddito di cittadinanza, flat tax e riforma della legge Fornero. Quali sono le priorità e se non ci sono i soldi per tutto, cosa preferiscono i trevigiani? Sentiamo. Tutte e 3 sì, perché meritano tutti e 3 questi temi. Tutti e 3 non meritano. Una va a scapito di quella che non si fa, eccetera. Sono 3 colonne che sono importanti. E fattibili? Ma fattibili, questo è un altro discorso. Io i conti dello Stato esattamente non li conosco, quindi non posso dire. Dobbiamo cercare di sistemarli. Flat tax, a mio parere, prima. Poi le altre se avanza tempo. Ma credo che sia essenziale per muovere un po' l'economia, flat tax. Il reddito di cittadinanza no. Se ci sono disponibilità, a mio parere, per incentivare la produzione e quindi l'assunzione di altri dipendenti, è quello che muove l'economia, non distribuire quattrini, anche se mi rendo conto delle necessità di chi non ha un reddito, ma io preferirei che il reddito si procurasse trovando il lavoro, costruendo imprese. Probabilmente la flat tax, anche per un discorso di stimolo economico, rimane il fatto però che, a quanto capisco oggi, da quel poco che so, le coperture non ci sono, quindi una vale l'altra, ma in mancanza di copertura non vedo spazi. La Fornero sicuramente, perché sono in procinto, mi mancherebbero 6 anni per andare in pensione, quindi per me la priorità è sicuramente la legge Fornero da abolire. Ma io ho una teoria mia personale, quella è una lotta alla criminalità organizzata, alla trasparenza e una l'evasione fiscale. Forse abolizione della Fornero, non lo so. Per quale motivo? Perché è stata fatta un momento di emergenza in cui forse bisognava fare quello e la Fornero si è presa più critiche del necessario. Adesso si potrebbe cambiare rotta. Se poi riusciranno a farle con i miracoli, ben venga, però in questo momento io non credo in quello che stanno promettendo.
Ancora cronaca, stava rientrando a casa in auto nel cuore della notte quando è stata rapinata da un bandito che le ha rubato la borsetta. La donna, 72 anni, di Oderzo, era al volante della sua vettura ed è stata costretta a fermarsi dal malvivente che la seguiva su un'altra auto. L'agguato in via Comunale di Faè. Sull'episodio indagano ora i carabinieri di Oderzo. Saranno probabilmente acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Nella borsa la donna aveva i documenti e pochi spicci. Artificieri in azione ieri pomeriggio al centro commerciale Conè di Conegliano per un pacco sospetto lasciato in un bagno del centro commerciale. Gli specialisti della polizia arrivati da Venezia e coadiuvati dai carabinieri di Conegliano che hanno cinturato l'area hanno rimosso il pacco facendolo poi brillare, scoprendo che era pieno di generi alimentari che qualcuno aveva evidentemente dimenticato. Durante le operazioni di verifica la galleria commerciale è stata evacuata per poi essere riaperta al pubblico subito dopo. Primo ristoro per i risparmiatori danneggiati dai crack delle ex popolari venete, ma riguarderà per ora solo 380 risparmiatori. Sentiamo. Per i risparmiatori traditi è una buona notizia che entro il 31 di ottobre verrà emanato il decreto da parte del Ministro per cominciare a ristorare i primi truffati appunto dalle banche. Un primo spiraglio per i risparmiatori danneggiati dalle ex popolari venete arriva da un emendamento al decreto mille proroghe che prevede un primo risarcimento attraverso un rimborso versato direttamente dalla Consob che si finanzia con i contributi dei soggetti vigilati. Una prima tranche di ristori dunque che dovrebbe interessare 380 risparmiatori delle banche sottoposte ad azione di risoluzione o poste in liquidazione coatta amministrativa per poter accedere al fondo risarcimento che potrà essere del 30% fino ad un massimo di 100.000 euro e riguarderà solo quei risparmiatori che hanno già avuto parere favorevole dall'arbitro per le controversie finanziarie o lo riceveranno entro il 30 novembre. Questo non impedirà poi che si possa continuare in questa direzione, ovviamente anche per il restante di tutti gli altri. Torniamo ora a parlare del bando periferie e l'intervento a Treviso nel quartiere di Santa Maria del Rovere. Dopo le proteste per il previsto taglio degli alberi, il sindaco si rivolge così ai cittadini. Sentiamo. Non bisogna confondere l'iter burocratico che era assolutamente necessario depositare i progetti entro il 15 settembre da quello che poi riusciremo a realizzare tenendo conto delle esigenze di tutti, anche dei comitati che hanno a cuore la tutela degli alberi. Come dire che tra il dire e il fare c'è di mezzo la volontà dei cittadini, almeno per quanto riguarda il futuro delle alberature del quartiere di Santa Maria del Rovere. Un messaggio chiaro del sindaco, soprattutto ai comitati scatenati sui social. Dico che quando il progetto è stato presentato era lì che bisognava protestare. Oggi io capisco gli sfoghi, però credo che il tempo degli sfoghi sia finito. Oggi bisogna mettere in campo delle soluzioni alternative. Che significa mediare tra ciò che è stato scritto e approvato e quello che invece bisogna fare veramente. Abbiamo seguito le tempistiche legate al Ministero per non perdere i fondi, perché ricordo che altre persone sono scese in piazza per contestare il fatto che rischiamo di perdere i fondi. I fondi sono salvi, oggi protestano perché rischiamo di perdere gli alberi. Allora io vorrei tranquillizzare tutti che abbiamo tutti a cuore il verde pubblico, gli alberi e quindi stiamo mettendo in campo, stiamo studiando delle soluzioni. Ma il sindaco va oltre, chiedendo ai cittadini di partecipare alla revisione dell'intervento. Faccio un appello alla serenità e a stare tranquilli, nessuno vuole togliere nessun albero, incontriamoci, dialoghiamo e troveremo una soluzione che andrà bene a tutti. È scomparso all'età di 86 anni Lionello Pupi, uno dei più grandi studiosi d'arte ed architettura veneta degli ultimi anni. Nato a Belluno, viveva a Treviso, dove era membro del comitato scientifico della Fondazione Benetton Studi e Ricerche. Il professor Pupi ha avuto una lunghissima carriera, cominciata nel 71 con la cattedra di discipline storiche dell'arte all'Università di Padova, poi passò all'Università Ca' Foscari di Venezia, dove insegnò storia dell'arte moderna. Pupi ricoprì anche le cariche di direttore dell'Istituto di
Storia dell'Arte della Scuola di Perfezionamento di Storia dell'Arte a Padova e fu direttore del Dipartimento di Storia Critica delle Arti all'Università Ca' Foscari. Cordoglio da tutto il mondo culturale veneto, anche dal presidente della regione Luca Zaia. La sua scomparsa rappresenta una perdita grave per la cultura veneta italiana, ha detto il governatore, ricordando il lavoro prezioso del professor Puppi negli studi scientifici su Andrea Palladio. Questo straordinario interesse e la sua passione per l'opera del grande architetto veneto, conclude Zaia, hanno prodotto un'eredità di enorme valore storico e culturale. Ci fermiamo ora per la pubblicità. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con il TG di Treviso. Andiamo ora al seminario vescovile, dove oggi c'è stata la presentazione della seconda parte del restauro della sala del capitolo del Tempio di San Nicolò, un'occasione per il nuovo rettore per tracciare un bilancio dei primi 3 mesi del nuovo incarico di quella che potremmo chiamare una diocesi controcorrente. Sentiamo perché. Il seminario di Treviso è ancora molto vivo, anzi quest'anno abbiamo un leggero aumento di presenze da 70 tra ragazzi e giovani a 73. In un tempo di crisi vocazionali, Treviso può definirsi dunque una diocesi controcorrente, dove diversi giovani scelgono la via del sacerdozio. Un segnale importante per la Chiesa trevigiana che il prossimo anno, con il compimento dei 75 anni di Monsignor Gardin, vedrà da maggio l'avvicendamento in curia con un nuovo vescovo. Certo, i numeri sono decisamente diversi rispetto anche solo a 30 anni fa, ma il saldo positivo è un segno importante di come la Chiesa sia un punto di riferimento per molte famiglie. Per il Rettore è anche in parte il risultato dell'azione di rinnovamento voluta fortemente da Papa Francesco. Dobbiamo essere attenti come Chiesa a comprendere ciò che i giovani stanno dicendo alla nostra realtà ecclesiale, perché forse stanno comunicando e cercando delle questioni, si stanno ponendo degli interrogativi che aiutano anche la Chiesa ad essere maggiormente fedele al Vangelo, forse anche purificandola un po' da tante sovrastrutture. L'esempio classico sono gli asili, riferimento educativo della prima infanzia. Ecco perché il parroco di oggi deve avere strumenti e formazioni diverse rispetto al passato, un incarico che il Rettore sente profondamente. Lo vivo con una grande passione, perché certamente accompagnare dei giovani, ragazzi delle medie come anche giovani delle superiori e così pure quanti si preparano più immediatamente al sacerdozio è davvero un'esperienza che arricchisce, perché costringe a stare accanto ai giovani cercando di cogliere da loro quali sono le nuove realtà che aiutano a crescere e ti mantiene giovane e soprattutto spinge a fare un cammino di formazione insieme con loro. E ora uno dei grandi gioielli artistici della città di Treviso, famosa in tutto il mondo per la prima rappresentazione degli occhiali. La sala del capitolo di San Nicolò affronta da questo mese la seconda e ultima parte del restauro complessivo. Vediamo. Posso senz'altro dire che per giugno dovremmo farcela. La promessa arriva dal professor Giuliano Ramalli, direttore dei lavori di restauro della sala del capitolo di San Nicolò a Treviso, uno dei gioielli storico-artistici della città, conosciuto in tutto il mondo sia per l'autore, Tommaso da Modena, ma anche per questa immagine, la prima nella storia a ritrarre un paio di occhiali. Un'opera del 1200 che aveva bisogno di un intervento urgente di restauro, intervento iniziato lo scorso anno con gli studenti dell'Istituto Superiore Statale di Restauro. I lavori che sono iniziati la settimana scorsa riguardano una seconda tranche. L'anno scorso abbiamo restaurato 2 delle 4 pareti, gli affreschi su 2 delle 4 pareti, sempre con una metodologia che utilizziamo quest'anno, cioè dapprima un mese di cantiere didattico permettendo agli allievi delle nostre scuole di restauro del Ministero dei Beni Culturali di esercitare quanto appreso in laboratorio direttamente sul monumento. Questa prima fase si concluderà il 12 ottobre, dopodiché il lavoro verrà completato da restauratori professionisti sotto la nostra stretta sorveglianza. E già oggi, avvicinandoci come non mai a questi affreschi, si percepisce la bellezza di queste immagini che ritraggono quelle che erano le autorità dell'ordine domenicano di quei secoli.
Così accanto al frate, con gli occhiali, riconosciamo il Papa trevigiano Niccolò Bocassino, salito al soglio pontificio, a quel tempo a Perugia, con il nome di Benedetto XI, con i grandi interventi al suo convento in riva al Sile, la costruzione dell'imponente Tempio di San Nicolò, pare fosse intenzionato a spostare a Treviso la sede papale. Un desiderio rimasto tale considerando che durò poco più di un anno, stroncato ufficialmente da un'indigestione di fichi in un'epoca dove il veleno nei piatti dei potenti scorreva abbondantemente. Una storia trevigiana, ha sottolineato l'assessore al turismo presente all'avvio dei valori, come molte altre da far scoprire a turisti, ma anche ai giovani trevigiani. I primi per l'evidente motore economico che li accompagnano, i secondi per evitare scempi come quelli incisi nella loggia dei Cavalieri. Questi punti straordinari, parliamo della storia del capitolo, però possiamo anche per esempio della loggia dei Cavalieri che purtroppo è salita agli onori delle cronache per ragioni che non vorrei mai sentire, no? Semplicemente dato il fatto che probabilmente chi si sofferma in certi luoghi non ne capisce quanto sacri sono, perché magari non comprendono semplicemente la storia. La nostra programmazione ora con il grande calcio che torna su Antenna 3 tutti i martedì e mercoledì a partire da domani. La Champions League torna in TV. Qui studio, a voi stadio, l'attesissimo programma storico, coinvolgente appuntamento di informazione sportiva arriva in prima serata su Antenna 3. Dopo 20:10 e l'edizione flash del TG del Veneto, il miglior calcio europeo torna in televisione con i commenti delle partite, le emozioni, l'entusiasmo dei tifosi e le immancabili polemiche. In studio nella popolare trasmissione tantissimi ospiti con cronaca e commenti dei più importanti avvenimenti calcistici della settimana. Si parte dunque domani, martedì 18 settembre, con un appuntamento che poi ci accompagnerà ogni martedì e mercoledì per tutta la stagione. E continuiamo a guardare la nostra programmazione perché tra pochissimo torna 20:10, questa sera ospite in studio l'assessore Cristiano Corazzari con delega al territorio, cultura e sicurezza della regione del Veneto. E poi in prima serata 21:15 l'appuntamento del lunedì con Ring, le anticipazioni sul taglio delle tasse, la manovra finanziaria, la polemica tutta interna alla maggioranza di governo sull'autonomia del Veneto e poi gli scontri in Europa sul fronte dell'accoglienza ai migranti. Il cambiamento, il titolo della puntata di questa sera, ospiti di Ferdinando Avarino, in studio il senatore Andrea Ferrazzi del PD, Roberto Marcato della Lega e poi Vincenzo Marinese, presidente della Confindustria di Venezia e Rovigo, e Jacopo Berti del Movimento 5 Stelle. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio come sempre con il nostro meteo e le previsioni per la giornata di domani. Arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso. Ben ritrovati al meteo. Nuvolosità in aumento oggi sulle nostre regioni, ma in un contesto comunque di caldo anomalo. Ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata da un cielo parzialmente o irregolarmente nuvoloso un po' su tutti i settori. Isolati rovesci saranno possibili sul Veronese, specie nel pomeriggio. Diamo uno sguardo alle temperature previste. Le minime saranno comprese tra 15 e 20 gradi. I valori massimi oscilleranno invece tra 25 e 28 gradi. Passiamo ora al Friuli Venezia Giulia. Bel tempo ampiamente soleggiato sulla nostra regione con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori e ancora con clima estivo. Diamo un'occhiata anche alle temperature previste in aumento. Le minime saranno comprese tra i 16 e i 18 gradi. I valori massimi invece saranno oscillanti tra i 27 e i 29 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Tempo più instabile, con tante nubi e anche con alto rischio di precipitazioni nel corso della giornata, specie durante le ore pomeridiane. Andiamo a vedere anche le temperature previste. Le minime risulteranno comprese tra i 15 e i 16 gradi. Le massime sono previste invece in calo, oscillanti tra i 24 e 28 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.
Avacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso.